Sabato 17 maggio 2014, dalle 16 alle 19, all'Istituto Barbarigo di Padova, porte aperte agli ex studenti che hanno frequentato la scuola negli anni. Un'occasione per fare un tuffo nel passato e rivedere i luoghi dell'adolescenza, incontrare i vecchi compagni di banco e i professori. Un momento che regalerà emozione, sorrisi e sarà l'occasione per confrontarsi sulle esperienze che nel tempo hanno portato ogni ex studente ad essere ciò che è oggi. Abbiamo incontrato il preside Don Cesare Contarini. È sicuramente un bel evento, un'occasione di incontrarsi tra tanti giovani e ragazzi di un tempo, adesso ormai maturi, in diverse età, per respirare ancora una volta l'aria di una scuola che hanno frequentato. Per Studente ad essere ciò che è oggi. Abbiamo incontrato il preside Don Cesare Contarini. Se l'incontro tra ex studenti è emozionante per chi ha vissuto l'esperienza stando sui banchi di scuola, sicuramente lo sarà anche per chi stava dall'altra parte, ovvero per insegnanti e preside. L'iniziativa si è svolta anche lo scorso anno e proprio al preside abbiamo voluto chiedere come ha vissuto in prima persona l'evento, cosa gli ex ragazzi, oggi persone adulte, gli hanno raccontato e quali sono state le emozioni che ha provato come ex insegnante e oggi preside. Io ho visto persone di 80 anni e più arrivare puntuali, anzi in anticipo per essere sicuri di esserci, di avere un posto. Ho visto gruppi di cinquantenni che si ritrovavano a ricordare episodi, situazioni, scene della vita scolastica. Ho colto il piacere del ritrovo. La festa dello scorso anno è stata la prima dopo molto tempo, quest'anno vogliamo appunto riproporre un'altra per dare ancora queste emozioni, questa gioia dell'incontro. Ci sono delle parole, dei discorsi che sono rimasti particolarmente impressi, che qualcuno le ha raccontato? In queste occasioni saltano fuori ricordi ed episodi, quel professore che quel giorno ha fatto quello, oppure una classe che si ritrova attorno a parole magiche quasi o a scelte anche fatte insieme. Credo che la cosa bella che resti e che si confermi in queste feste è il legame, direi, di amicizia, di solidarietà, di cameratismo, ma nel senso bello del termine, che tante persone ancora coltivano e qualche altro riscopre proprio grazie a questi appuntamenti, a questi eventi. Ecco, com'è nata l'idea di creare questi incontri e da chi? L'idea è nata un po' dall'istituto, quindi da me, parlando con diversi ex allievi, ex alunni che tornano a salutare, che passano qui casualmente oppure che frequentano perché hanno il figlio che è ancora iscritto qui, e quindi ma dai, ci vediamo, dai, proviamo, come fare. Io ci credo molto alla filosofia che da cosa nasce cosa, no? Un suo invito agli ex alunni che in questo momento la stanno guardando. Tornate a respirare per qualche ora l'aria del Barbarigo, se avete dei ricordi positivi senz'altro si incrementeranno, se c'è qualche ombra o qualche ricordo meno positivo può essere sciolto e magari riconciliato. Certamente sarà un pomeriggio che ricorderete volentieri.